Infarto stamane a Ormelle, vittima un giovane automobilista di 27 anni finito con l'auto contro un muretto, ancora pochi metri e sarebbe arrivato al lavoro. Coronavirus, all'ospedale di Treviso si effettuano test incrociati su tutti gli accessi per influenza, finora effettuate 300 analisi. Il coronavirus in parte ha già contagiato l'economia trevigiana sul fronte delle forniture del turismo, rallenta la produzione già in calo dell'1,3%. Si è conclusa stamane l'udienza preliminare del processo per infiltrazioni dell''ndrangheta in Veneto. Tra le 14 persone rinviate a giudizio anche 2 imprenditori trevigiani. Presunti abusi in seminario, la diocesi contrattacca, il docente non ha ancora presentato denuncia e non ha prove di quanto sostiene, si legge in una nota. Tragedia di Refrontolo, assolti anche in appello tutti gli imputati, unica sentenza possibile, dice il paese, ma una delle vedove non nasconde la propria delusione. Prosecco, il presidente del Veneto Zaia si rivolge ai viticoltori, stop a nuove piantumazioni, non autorizzerò altre superfici, le coltivazioni devono essere sostenibili, dice il governatore. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano l'avete sentito la cronaca con l'ennesima tragedia della strada, incidente mortale questa mattina ad Ormelle, a perdere la vita un lavoratore 27enne residente ad Oderzo. Anzi, se arrivavi poco dopo, insomma, te però... Ho già fatto tempo a dire qualcosa. Se lo provo anche a chiamarlo, ma niente da fare. Quando i soccorritori del SUAM 118 sono arrivati sul posto, per il giovane automobilista non c'era già più nulla da fare. Artan Sabedini, un giovane operaio di 27 anni di Oderzo, è morto sul colpo questa mattina poco dopo le 7:30, mentre percorreva con la sua Volkswagen Golf via Stradon ad Ormelle. Giunto in prossimità dello stop con via Ragazzonna, il giovane kosovaro ha perso il controllo della sua utilitaria, andando a schiantarsi contro il muretto di recinzione di un'abitazione. L'impatto contro il muro di cemento è stato violentissimo. Un incidente ancora senza spiegazioni, dato che sull'asfalto non è visibile nessuna traccia di frenata. Sì, il botto sì, molto grande anche. Sì, molto grande. E poi ho visto tutto fumo e basta, nient'altro. Ma non avete sentito una frenata? Niente, zero assoluto. Nessuna frenata. Il 27enne potrebbe essere vittima di un malore o di un colpo di sonno. Pochi pensano alla distrazione, visto che il percorso lo conosceva bene. Artan queste strade di campagna le doveva fare tutti i giorni per andare a lavorare in una ditta nella zona industriale di Ormelle. Lo conosceva lei? Sì, lo conoscevo. Veniva qualche volta a casa nostra anche a mangiare, proprio è un amico di mio marito. Cosa può essere successo secondo lei? Secondo me può essere che le ha preso un colpo di male, perché non so, di quello che so non aveva problemi a casa. Può essere magari una distrazione, ma strano perché è vicino. Le indagini degli agenti della polizia locale, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, dovranno ora ricostruire la dinamica del sinistro per stabilire cosa possa aver causato la sbandata fatale al 27enne. Coronavirus, all'ospedale di Treviso si effettuano test incrociati su tutti gli accessi per influenza. A rassicurare i trevigiani è il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi. Sentiamo. E tranquillizzo tutti i trevigiani perché noi facciamo un piccolo test che fa uno screening tra l'influenza e il coronavirus, per cui non ci sono problemi, riusciamo a individuare subito che è influenza e quindi li portiamo in reparto e poi li curiamo. Test incrociati sui pazienti che arrivano al Cafoncello con sintomi influenzali. È questa la nuova frontiera della lotta al coronavirus da parte della sanità trevigiana, in particolare dell'unità operativa di microbiologia guidata da Roberto Rigoli. 300 le analisi finora effettuate, così da scongiurare qualsiasi dubbio. Certo, resta l'emergenza planetaria, ma il direttore generale dell'ULSS 2 si professa ottimista, commentando le parole della virologa Ilaria Capua, che ha previsto una diffusione consistente del virus anche in Italia. Massimo rispetto ovviamente per la dottoressa Capua, che è una persona, un leader a livello della virologia internazionale.
Ma guardi, se le condizioni sono come quelle che abbiamo oggi, quindi che c'è un cordone efficace sanitario per quanto riguarda la Cina e in particolare la provincia e Wuhan, io credo che effettivamente con aprile noi dovremo essere liberi, come si suol dire, da malattia. Resta l'influenza stagionale che sta registrando il suo picco con i pronto soccorso della Marca presi d'assalto, aumentate le vaccinazioni ma non è stato raggiunto l'obiettivo di copertura delle fasce più a rischio, over 65 in primis. Io ho sempre detto vaccinatevi, anche quest'anno abbiamo aumentato di 2-3 punti, ma non siamo riusciti ad arrivare al 75%, che è quello che dà la garanzia di avere meno. Ed il coronavirus intanto ha già in parte contagiato l'economia trevigiana sul fronte soprattutto delle forniture e del turismo. Sentiamo. Le conseguenze le vedremo probabilmente più avanti quando non arriveranno nelle aziende le forniture che arrivano da questo paese, perché purtroppo questo rallentamento della produzione si ripercuoterà. Giorno dopo giorno le ripercussioni dell'emergenza globale si fanno sempre più nitide e riguardano da vicino le forniture delle aziende, con conseguente rallentamento della produzione di per sé già ferma al palo, come confermano i dati diffusi dalla Camera di Commercio, con il quarto trimestre 2019 che ha registrato per il manifatturiero della Marca un meno 1,3%. Insomma, il coronavirus pende come una spada di Damocle anche sull'economia trevigiana e rischia di aggravare una situazione stagnante. L'export diretto da Treviso alla Cina ammonta a 347 milioni di euro, mentre l'import è di 1 miliardo e riguarda la catena di approvvigionamento. Ci sono alcune aziende che stanno lamentando il fatto che forniture non stanno arrivando con i tempi dovuti. Questo è un po' lo scotto della globalizzazione. Altro fronte è quello del turismo. I cinesi che scelgono la Marca sono stati 109.000, quasi l'11% degli arrivi, 125.000 pernottamenti, il 6% del totale, ma la questione riguarda soprattutto la capacità di spesa. Di media un turista cinese spende il doppio di quello che spende un turista normale e di conseguenza sono dati che ci preoccupano. Insomma, il coronavirus, aggiunto alle altre emergenze internazionali dalla Brexit ai dazi, rischia di incidere sull'export, vero valore aggiunto delle imprese del territorio. Quello che ha pesato in questo risultato è sicuramente il commercio con l'estero. Infatti le previsioni anche di Prometeia danno una crescita dello zero, una stabilità praticamente dello 0% nel 2019. E proprio oggi in Camera di Commercio sono stati diffusi i dati del 2019, mentre la produzione rallenta, aumenta la cassa integrazione ordinaria. Male, anzi malissimo, il commercio. Al dettaglio. Di fronte a un'economia che arranca e boom della cassa integrazione ordinaria in provincia di Treviso, dove le ore autorizzate nel 2019 sono salite di quasi il 41%, in termini assoluti 2.700.000 contro il 1.900.000 dell'anno precedente. A pesare nel trevigiano in termini occupazionali è la crisi del settore automobilistico in Germania. Noi ci stiamo rendendo conto in questi mesi di due aspetti: di quanto il nostro Veneto sia in realtà rischia di essere una succursale della Germania e di come in realtà sia centrale il ruolo della Cina nel sistema globale e quindi anche per le province del Veneto. A mitigare il boom è l'impiego effettivo della cassa. È un indicatore di sofferenza, però come è stato detto bisogna anche prendiamo in considerazione il fatto del tiraggio, cioè di quanto sulle ore autorizzate verrà effettivamente utilizzato, mediamente attorno al 30%, 35%. In attesa di capire come l'emergenza coronavirus impatterà anche sulla richiesta di ammortizzatori, resta una fotografia in chiaroscuro. Il 2019 ha visto un crollo del tessile e dell'abbigliamento, meno 7,6% la produzione. Di contro risale la china e non era affatto scontato il settore del legno con un più 3,5%. Chi va male, anzi malissimo, è il commercio al dettaglio, con la chiusura solo nel trevigiano di 200 negozi nei centri urbani, dai paesi alle città, un disastro annunciato. E torniamo sul caso del docente universitario che accusa 2 sacerdoti di abusi quando era seminarista a Treviso. Ancora non ha presentato formale denuncia per la diocesi, non ha prove di quanto sostiene, ma lui ieri sera in diretta a Ring ha ribadito la sua versione dei fatti.
In diretta a Ring su Antenna 3 ha annunciato che il suo esposto sarà depositato a giorni in procura, ma per la diocesi di Treviso Gianbruno Cecchini, il docente universitario che accusa 2 sacerdoti, oggi parroci, di abusi sessuali nei suoi confronti quando era un giovane seminarista, non avrebbe prove di quanto sostiene. In una nota la diocesi ribadisce trasparenza nelle procedure di indagine, vicinanza a tutti i soggetti accusati e fiducia nel lavoro degli organismi competenti, ma rileva anche come una formale denuncia di Cecchina ancora non ci sia. Questa persona non ha fornito né alla diocesi né ai mezzi di informazione sui quali ripetutamente ha diffuso le proprie accuse la minima prova di quanto affermato, si legge nella nota. Comunque, pur manifestando totale fiducia nei sacerdoti accusati, il vescovo Michele Tomasi ha avviato da subito un'indagine al fine di far luce sulle gravi accuse formulate a carico dei 2 sacerdoti, accuse che Cecchina ha ribadito a Ring, dicendosi addirittura felice della querela per calunnia che uno dei 2 religiosi, Don Livio Buso, parroco di San Martino di Lupari, ha annunciato nei suoi confronti. Finalmente avrò l'occasione di vederlo in faccia, quest'uomo, dopo 30 anni, di vederlo e di poter dire davanti al giudice che cosa mi ha fatto. Nei modi porterò il mio diario e leggerò quello che ho scritto. Altrettanta serenità e fermezza è ribadita dalla diocesi che, conclude la nota, continua a lavorare nelle sedi opportune per assicurare nella doverosa tutela delle persone e delle istituzioni coinvolte e in particolare del seminario vescovile la massima trasparenza per arrivare nei tempi congrui alla verità dei fatti. Nuovo capitolo nella guerra tra Fondazione Cassamarca e Camera di Commercio per il trasferimento di quest'ultima all'area Piani. Oggi il Consiglio di attuazione d'amministrazione, quello di indirizzo e di programmazione della Fondazione Cassamarca ed il Consiglio di amministrazione della società strumentale Caspineda SRL, proprietaria della Torre C alla Piani, hanno ribadito la linea delle scorse settimane, ovvero di non poter vendere l'immobile ad un prezzo inferiore ai valori di mercato. Questo significa che viene rispedita ufficialmente al mittente la proposta di comprare la torre a 23.700.000 euro, cifra stabilita dal demanio al posto dei 30 milioni pattuiti inizialmente tra Fondazione e Camera di Commercio. La strada per il trasferimento diventa così ancora più stretta e le posizioni inconciliabili. Si è conclusa questa mattina in Aula Bunker a Mestre l'udienza preliminare del processo per le infiltrazioni dell''ndrangheta in Veneto. 14 persone andranno a processo, tra loro anche 2 imprenditori trevigiani. 14 rinvii a giudizio, 34 riti abbreviati, 4 patteggiamenti da definire per il mancato assolvimento del risarcimento all'Agenzia delle Entrate. Si è chiusa così nell'Aula Bunker di Mestre l'udienza preliminare del processo su infiltrazioni dell''ndrangheta in Veneto che vedeva 54 imputati. Infiltrazioni della cosca Grande Aracri nel tessuto imprenditoriale veneto dal 2013 al 2017. Altre 2 posizioni sono da definire perché un imputato è latitante. Minacce, estorsioni, violenza aggravate dal metodo mafioso, false fatture e ricettazioni con favoreggiamento all''ndrangheta sono le accuse principali. Il dibattimento, per chi non ha chiesto il rito alternativo, inizierà il 23 marzo in Tribunale a Venezia. Compariranno davanti ai giudici i padovani Sergio Bolognino, Andrea Biasion, Luca De Zanetti, Emanuel Levorato e Renata Muzzati. I trevigiani Antonio Gnesotto e Ferdinando Carraro, una romana e 6 calabresi. Gli impresari veneziani Eros Carraro e Massimo Nalesso, il padovano Roberto Rizzo, le cui posizioni sono minori rispetto al corpo di indagine, hanno chiesto invece di patteggiare rispettivamente 1 anno e mezzo, 1 anno e 7 mesi e 1 anno e 9 mesi con pena sospesa. Prima dovranno risarcire l'Agenzia delle Entrate con cifre che vanno dai 20 ai 90.000 euro. Il pentito Giuseppe Giglio, sotto protezione, ha chiesto come patteggiamento la continuazione della pena già inflitta nel processo di Reggio Emilia. Sui 4 patteggiamenti il GUP si esprimerà il 20 maggio. Tutti gli altri, incluso Biasion, che secondo le indagini era il braccio destro del presunto boss Mangone, verranno giudicati con rito abbreviato il 18 maggio, sempre in Aula Bunker. 3 sono gli imprenditori che si sono costituiti parte civile, così come la Regione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Interno.
E torniamo anche stasera sulla sentenza d'appello per la tragedia di Refrontolo, sentenza che ha nuovamente assolto tutti gli imputati. In paese sindaco e cittadini parlano di unica sentenza possibile, ma la vedova di una delle vittime non nasconde profonda delusione. Io ho sentito il mio avvocato che mi ha telefonato ieri sera. Cosa vuole che gli dicano? Sì, non so cosa dire. Continuerò ad andare avanti come ho sempre fatto con le mie forze. Siete delusi di questa sentenza? Un po' sì, perché sì, mio marito non c'è più. Michela Darè, vedova di Fabrizio Bortolino, una delle 4 vittime del molinetto della Croda di Refrontolo, commenta così la sentenza d'appello che ha confermato l'assoluzione della caposettore ufficio tecnico Annalisa Romitelli e degli autori del PAT, l'architetto Leopoldo Saccone e il geologo Celeste Granziera. Nessuna carenza, nessuna omissione negli strumenti urbanistici, ma un evento meteorologico dalle dimensioni imprevedibili. Sentenza dalla quale i familiari delle vittime non ritengono di aver avuto giustizia. Mi aspettavo un risarcimento, insomma, di quello che è successo. Invece non è mai arrivato niente. No. Ma in paese c'è un generale sollievo dopo il pronunciamento della Corte d'Appello. Mi pare giusto, sì. Siamo tutti contenti. È stata una calamità naturale, quindi gli imputati erano stati colpevolizzati in maniera ingiusta. Certe calamità naturali non dipende da nessuno proprio. La mia opinione è che non ci fossero colpe particolari, anche perché conosco un po' le persone che ci lavoravano e sono brave persone. Secondo me, anche se andavano lì a studiare il territorio e tutto, però dovevano capitava lo stesso, ecco. Bisogna ripartire anche in merito al volontariato, a quelli che lavorano e a quelli che si dedicano alla gente. Un sentimento che accomuna cittadini e sindaco di Refrontolo. È l'unica conclusione che ci poteva essere, quindi esprimo soddisfazione e mi metto nei panni di quelle persone che finora hanno vissuto questi oltre 5 anni, insomma, con questa incudine sulla testa, insomma, mi metto nei loro panni e penso che la liberazione sia una forte emozione. Pubblicità, ora linea alla regia, a tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Parliamo ora di Prosecco. Zaia si rivolge ai viticoltori, stop a nuove piantumazioni. Sentiamo. Tutti quelli che lo dicono sono miei discepoli, perché lo dico da anni. Infatti non sto firmando decreti, avrebbero diritto a 1200 ettari all'anno, ma io non firmerò anche quest'anno l'autorizzazione. Sono convinto che ci siano sufficienza vigneti a Prosecco. Stop a nuove piantumazioni di Prosecco. Il presidente della Regione Veneto è categorico ed ha ribadito il concetto di fronte ad oltre 1000 produttori delle DOC e delle DOCG venete. A 10 anni dal decreto ministeriale che ha tutelato l'uso esclusivo del termine Prosecco all'area delle colline di Conegliano e Valdobbiadene e delle 5 province venete di Treviso, Venezia, Padova, Vicenza e Belluno, oltre alle 4 province del Friuli Venezia Giulia, i viticoltori del Veneto hanno conquistato il mercato mondiale, separando la denominazione del vino Prosecco da quello della varietà della vite Glera. Oggi nel mondo vengono vendute oltre 600 milioni di bottiglie, più dello champagne. Ora la tutela del prodotto, secondo Zaia, passa attraverso lo stop a nuove piantumazioni per la valorizzazione UNESCO dei 9.700 ettari dell'area collinare tra Conegliano e Valdobbiadene. Abbiamo oltre 24.000 ettari di uva Glera che non può produrre Prosecco perché non è autorizzata, prosegue Zaia. Qualora mancassero quantità di Prosecco sul mercato, si rivendicherà per quell'anno l'eventuale presenza di uva che viene da quei vigneti. Domani in Prefettura Treviso riunione sul futuro della cassa di espansione sulle Grave di Ciano, mentre è previsto un sit-in in Piazza dei Signori dei comitati ambientalisti. Dalla Regione parte il pressing sul governo. Il ministro non risponde, afferma l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin. Sentiamo l'intervista. La posizione della Regione è sempre la stessa, noi siamo esecutori di un intervento che viene finanziato e previsto ed approvato con legge dello Stato.
Quindi parte tutto dal Ministero dell'Ambiente e noi saremmo gli esecutori qualora venisse confermato questo intervento. Peraltro ho scritto 4 volte al Ministro Costa per capire se il Ministero dell'Ambiente, che ha finanziato questo intervento, abbia nel frattempo cambiato idea, perché vedere esponenti dell'attuale governo o comunque facenti parte di partiti dell'attuale governo sul territorio che si manifestano contrari a questo tipo di intervento che è finanziato dal governo, è un po' paradossale. Qui stiamo parlando di un intervento che è stato approvato, finanziato e deciso dallo Stato. Quindi trovo anche strano questo continuo attacco nei confronti della Regione, che è mero esecutore di una legge dello Stato. Quindi invito anche i comitati a rivolgersi allo Stato e al Ministero dell'Ambiente in modo particolare per dire: non siamo d'accordo su questo, inventati qualcos'altro, e vedremo cosa succederà domani. Studenti in visita questa mattina presso gli studi della nostra emittente, un'occasione per vedere da vicino come funziona il mondo della televisione. Blocchetto per gli appunti, macchina fotografica e smartphone per le riprese, registratore vocale. Si sono presentati con tutto quello che serve agli studenti delle classi quarta e quinta della scuola elementare di Cusignana di Giavera del Montello, in visita questa mattina agli studi trevigiani di Media Nord-Est, per vedere da dentro come funziona un'emittente televisiva, dagli studi alle trasmissioni, dai palinsesti al telegiornale. Anche ora programmata, è una cosa un po' più, però tutte queste cose sono importanti. Si entra ordinati in redazione per toccare con mano il percorso delle notizie, dalla raccolta alla scrittura, dalla lettura dei servizi al loro montaggio. Questa è la redazione del telegiornale, ok? Qui i giornalisti dalla mattina alla sera cercano notizie, preparano le truffe. Intanto c'è chi si mette già all'opera dando un'occhiata ai giornali. Per far conoscere le notizie. Quelle più importanti. Uno sguardo ai montaggi, ma ad accendere l'interesse è la prova in prima persona dalla telecamera. Te la metti qua, guarda, qua. E mi è piaciuto tanto perché ad Antenna 3 ho imparato un po' come i giornalisti svolgono il TG. Tantissime le domande, a testimonianza di una vivace e sana curiosità. Qual è stata la scintilla che ha fatto sbocciare la passione per il suo lavoro? Dopo ci farete vedere un telegiornale in diretta per le notizie. Certo che sì, chi in studio sotto riflettori e telecamere, chi in regia tra monitor e mixer, a seguire la messa in onda del telegiornale. A colpire però forse più di tutto è lo studio virtuale e le magie del chroma key verde, in grado di far scomparire maestra e alunni. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Appena insediato, il nuovo Consiglio provinciale di Belluno è già diviso sul tema cruciale della A27. Da destra presentata una modifica al piano dei trasporti proprio per lo sbocco a nord. Noi abbiamo presentato un programma in cui ci sono paletti fermi, come ad esempio il no all'autostrada, perché non c'è un progetto, perché non ci sono finanziatori e perché già sono altre iniziative progettuali in corso. Quindi questo è un paletto politico. Primo giorno di lavoro dopo le elezioni di domenica per i consiglieri provinciali bellunesi, primo giorno di diktat, o meglio di paletti politici, a dirla con il consigliere Paolo Vendramini, sindaco di Ponte nelle Alpi e contrario al prolungamento della 27. Ora che il Consiglio provinciale è tornato a dividersi tra due schieramenti, Vendramini chiude a nome del centro-sinistra sulla realizzazione della grande opera chiesta a gran voce dalle categorie economiche. Di contro, da destra, arriva il messaggio di Massimo Bortoluzzi, che ha già avanzato una modifica del piano dei trasporti provinciale proprio per inserire lo sbocco a nord. Adesso saranno da fare tutte le valutazioni sia per quanto riguarda il percorso ferroviario e anche autostradale, e chiaramente questo va fatto tenendo conto sia della sostenibilità ambientale e anche economica. Insomma, le posizioni adesso sono chiare quanto distanti, e a mediare come al solito dovrà essere il presidente Roberto Padrin, finora ecumenico quanto basta, ma le cose sono cambiate anche per lui, con un consiglio provinciale che torna in mano ai partiti, un rompete le righe dopo le grandi intese degli ultimi anni. Dal canto loro i nuovi consiglieri credono nella via politica. Credo che una sana politica non possa che far accrescere
quello che è il dibattito e la discussione su alcuni temi importanti. È stata siglata oggi a Venezia l'intesa tra la Regione e Terna che prevede l'installazione su base regionale di 291 sensori, 51 stazioni meteo, 51 accelerometri, 85 dispositivi capaci di rilevare situazioni di grave rischio sulle infrastrutture dell'ente gestore la linea elettrica. Molti di questi dispositivi arriveranno nel Bellunese. Non vogliamo succeda mai più quanto accaduto in occasione del blackout di Cortina del dicembre 2013, ha detto il governatore Luca Zaia. Con questo sistema progettato da Terna siamo certi di avere a disposizione uno strumento utile e unico per la sicurezza, in particolare nei nostri territori montani del Veneto. I dipendenti dell'ospedale di Motta di Livenza e del Codivilla Putti di Cortina hanno donato parte delle proprie ore di lavoro al comune di Roccapietore. Devastato da Vaia, il sindaco manda un commosso messaggio di ringraziamento. Parte delle proprie ore di lavoro donate al comune di Roccapietore per sostenerlo nelle opere di ricostruzione. Ad oltre un anno dalla tempesta Vaia, la solidarietà stavolta arriva dai dipendenti dell'ospedale riabilitativo di Motta di Livenza e dal Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo. In un videomessaggio il ringraziamento del sindaco. È una cosa quasi imbarazzante, devo dire, perché in teoria dovrebbero essere i comuni o comunque gli enti pubblici ad aiutare gli ospedali e non viceversa. Significa che l'argomento è ancora sentito, anche a distanza di oltre un anno, e di questo mi compiaccio, mi rallegro, perché significa che il Veneto, soprattutto la provincia di Treviso, ha avuto un occhio di riguardo su Roccapietore, cosa che non dimenticherò mai. Una donazione particolarmente sentita a Roccapietore. Dipendenti di ospedali che rinunciano a parte del loro straordinario per donarli in aiuto al nostro territorio fa davvero in effetti un po' quasi commuovere, quindi vi ringrazio davvero tanto. Parte della donazione, prosegue il primo cittadino, sarà utilizzata per la costruzione di strutture operative che favoriscano il lavoro di chi è stato per noi prezioso nelle ore più drammatiche. Nella costruzione di una sede di protezione civile con elipiazzola di atterraggio elicottero, che ci manca, e se riusciamo anche con i soldi per una sede un po' più dignitosa di quel garage che ospita adesso i vigili del fuoco volontari. Sempre più informati, sempre più aggiornati con le notizie dal territorio. Il TG di Treviso di Antenna 3 si fa in 7 e dal 1° di marzo andrà in onda anche la domenica. La cronaca, la politica, gli eventi, le manifestazioni, lo sport. Vi racconteremo tutto ciò che accade nella Marca anche la domenica sera, puntuali come sempre a partire dalle 19:30. E vi lascio tra pochissimo a 20:10. Questa sera ospite in studio con Ferdinando Avarino il generale di Corpo d'Armata Amedeo Sperotto, comandante delle forze operative del Nord. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione, un buon proseguimento con i nostri programmi e come sempre vi lascio alle previsioni con il meteo. Arrivederci. Svello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero. Benvenuti al meteo. Venti di maestrale sul nostro territorio, tempo comunque sempre in genere stabile e asciutto. Il dettaglio di mercoledì 19 febbraio. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, il cielo infatti si presenterà al massimo poco nuvoloso, non si escludono tuttavia nubi basse e locali nebbie al mattino sulle aree pianeggianti. Vediamo anche le temperature minime tra -2 e 4 gradi, massime invece tra 9 e 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia e Giulia, sole su tutti i settori, solo per qualche addensamento sulle zone alpine, anche con qualche piovasco associato. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime invece tra 11 e 13 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, locali nevicate fino al piano sui confini alpini.
Temperature minime intorno a -2 gradi, massime invece tra 10 e 11 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Svello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero.